giusto. Apriamo questo evento con la sfilata delle concorrenti a una Miss per Sanremo, un concorso organizzato da 20 anni dal regista Massimo Civale. Prego, applauso per la nostra. Ringrazio anche il meraviglioso Salone di Palazzo Roverizio che ci ospita, che è Alessia, la protagonista dell'arte dal linguaggio universale che è la musica. Ora vorrei dirvi una cosa sul libro, perché ci deve essere questa presentazione del libro? È un libro veramente speciale. Dunque, io l'ho letto e non voglio fare discorsi così un po' costruiti, no? Un po' così paroloni. No, questo è un libro intanto per tutti, perché è scritto in un modo incredibilmente facile, incredibilmente capibile da chiunque, con parole semplici, poche frasi, sono dei concetti incredibili. Poi, seconda cosa, con il nostro tempo, Alessia ti devo ringraziare. Noi di solito prendiamo e diciamo ok, adesso inizio a leggere, non ho più tempo, chissà se mi ricordo la prima parte. Assolutamente no, ragazzi. Questo libro lo potete prendere, potete anche leggerlo dall'ultima storia, andare indietro, andare così a balzelloni nel libro. Si legge in tutti i modi, come ovviamente potete leggerlo nel modo tradizionale dall'inizio alla fine. E in più, siccome alcune storie mi hanno anche veramente colpito, alcune le ho rilette, mi sono accorta di un altro, direi, vabbè, permettetemi il termine, un piccolo miracolo di questo libro, perché tu lo rileggi e scopri cose nuove. Lo rileggi magari semplicemente con un'emozione diversa, un momento particolare diverso della tua vita o della quotidianità, insomma le nostre giornate non sono tutto uguali. Rileggi queste storie e scopri delle piccole perle che veramente ti fanno cambiare il modo di vedere le cose. Abbiamo anche la tecnologia contro, comunque voglio veramente ringraziare tutti di questa presenza che è stata veramente importante. E prima dei saluti, cosa vi avevo detto io inizialmente? Vi avevo detto che volevo un messaggio per uscire, perché è vero, tutto questo è splendido, vieni Alessia, perché sei tu quella che ci sta guidando. Tutto questo è splendido, ma non deve rimanere un evento fine a se stesso, non deve rimanere una cosa circoscritta. Queste cose che noi facciamo, questo flash mob, questa vita spesa per questi veramente valori, non devono rimanere sulla carta o in una fotografia. Quindi io direi che, se non sbaglio, dovremmo magari un pochino rileggerci tutti la famosa Convenzione di Istanbul, vero? La famosa Convenzione di Istanbul, nella quale i pilastri erano veramente tanti, veramente definiti, quindi per chi l'ha dimenticata la Lega, per chi non l'ha mai letta la Lega, e visto che è stato detto tutto sulle famiglie, sui ragazzini, io vorrei ricordare due pilastri di Istanbul: le scuole e i mass media. E visto che qua siete in tanti a essere autorità, ad avere potere in questo, io vi chiedo veramente, non abbiamo, cioè voi che potete andare più in alto di noi, non abbiamoci una coscienza, ad esempio nelle scuole cosa facciamo? Mettiamo un'ora in più di no, non è questo che serve per lavarci così come l'insalatina dopo il pranzo, ok? No, non mettiamo un'ora formativa sul tema delle scuole, non serve. Io veramente chiedo a voi di uscire di qua impegnati a modificare veramente la cultura dei generi e la relazione tra l'uomo e la donna, ma veramente spero proprio che questo evento non è inutile, perché è stata una cosa bellissima, ma che non sia inutile sotto questo aspetto. I vostri cuori
F Festival. F Industrial.